Piave in secca, ma il problema non è la siccità, tutto dipende dall'apporto idrico dei bacini dei laghi di Santa Croce, del Mis e di Pieve di Cadore. Antonello Profitta. Picnic con barbecue, mentre i più piccoli si rinfrescano in acqua perché qui, alle porte di Nervesa della Battaglia, il Piave è ancora un fiume. Superato l'ennesimo sbarramento idroelettrico, in attività il cantiere per ampliarlo, bastano pochi chilometri a valle, arriviamo a Salettuol di Macerata e il fiume, sacro alla patria, si trasforma in un deserto di ciottoli e ghiaia, neanche un filo d'acqua. Fausto Pozzobon, presidente della locale sezione di Legambiente, ci racconta che è la terza secca in poche settimane, non c'è stato scampo per pesci ed avannotti divorati da gabbiani e cornacchie. Non abbiamo più le lanche che rimanevano con acqua, perché le secche avvenivano anche 50 anni fa, però rimanevano sempre delle pozze dove vi era acqua di falda, quindi acqua molto buona, e dove la biodiversità perlomeno si rifugiava. Dal Piave, quinto fiume in Italia, pescano acqua le centrali elettriche. Chi deve irrigare campi dove l'agricoltura intensiva sembra aver soppiantato quella sostenibile. L'Enel dice di rispettare le regole, i consorzi altrettanto, ma c'è un piano di coordinamento e di controllo. C'è bisogno di un coordinamento, ma il coordinamento era stato fatto dal piano di gestione della zona di protezione speciale, che è riferita proprio a questa zona, da Pederobba a Zenson di Piave. E questo piano di gestione è stato già depositato da un'apposita commissione di esperti già 3 anni fa ed è lettera morta, mi dicono, in un armadio della regione, e la regione non prende in mano questa cosa. Siamo alla politica.